Un cittadino africano sottoposto all'obbligo di dimora a Rovigo ha ignorato l'ALT imposto dagli agenti della polizia durante un controllo a Mogliano Veneto, fuggendo a tutta velocità a bordo della sua auto. La fuga ha scatenato un inseguimento immediato ad alta tensione. L'uomo, che voleva incontrare la sua compagna nel Trevigiano, ha cercato in tutti i modi di seminare la volante della polizia. Nonostante la folle velocità per le vie di diversi comuni, anche della Riviera del Brenta, le forze dell'ordine, supportate da una jeep dell'esercito dell'operazione Strade Sicure, hanno rapidamente raggiunto l'uomo a bordo di una station wagon. Dopo diversi speronamenti, l'inseguimento si è concluso con uno schianto violento in carbonifera a Mestre, un impatto che ha segnato la fine della fuga. A seguito dell'incidente, 5 operatori delle forze dell'ordine, 2 agenti della polizia e 3 militari sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Le prognosi sono risultate relativamente brevi per la maggior parte dei feriti, ad eccezione di un poliziotto che ha riportato una contusione significativa alla mano con una prognosi di 15 giorni e la necessità di ulteriori cure. Una volta preso in custodia, l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Nel veicolo sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina.